buongiorno. Accordo fatto ma non senza divergenze sulla vertenza Fiat. La proposta di mediazione del ministro Giugni è stata firmata subito dall'azienda, dalla CISL, dalla UIL, dalla FISMIC FIDA. La FIOM si è limitata a una dichiarazione di adesione. Tutti i sindacati comunque hanno precisato che firmeranno definitivamente l'intesa solo dopo consultazioni con i lavoratori. E le prime assemblee sono già iniziate. Vediamo che cosa sta succedendo all'Alfa di Arese. Stefano Rigriva. Ecco, noi siamo qua, in realtà le assemblee non sono ancora cominciate, sono prime consultazioni informali perché la fabbrica è chiusa. Questa mattina c'era un appuntamento alle 9, credo che possano partire le immagini, se le possiamo vedere, un appuntamento alle 9 indetto dal Cobas ma anche dagli altri sindacati. Si doveva decidere che fare. Una parte dei lavoratori con il Cobas si è staccata, ha preso dei pullman, è andata in centro, poi in stazione centrale, ma non sono andati tutti. Un'altra parte invece è riunita in fabbrica. Qua abbiamo alcuni membri del consiglio di fabbrica che ci dicono qual è la discussione adesso in fabbrica. Cosa si dice? C'è gente d'accordo, tutti contro, com'è? Si sta facendo la spiegazione di come è andata in sostanza la trattativa, c'è una forte attenzione dei lavoratori e una forte preoccupazione. Fino adesso stanno facendo solo delle domande al compagno che era in trattativa su questo o quel punto. Ecco, c'è anche chi è nettamente contro, no? Voi cosa dite? Sì, noi dell'FLM Uniti abbiamo questa sensazione. Questo accordo è praticamente la morte dell'Alfa Romeo di Arese. E non solo dell'Alfa di Arese, vorrei dire, ma anche di Mirafiori. Secondo me 4.000 lavoratori saranno espulsi dalla fabbrica a breve tempo. Ecco, ma voi avete una proposta diversa? La nostra proposta è molto semplice. Lo Stato deve costringere la Fiat ad applicare gli accordi già fatti a suo tempo e rilanciare l'Alfa Romeo. Se questo non è possibile... Ecco, chiedo scusa, voglio sentire più di una voce. Dentro il sindacato confederale ci sono opinioni molto diverse? Ma a livello nazionale tutto sommato l'accordo è stato costruito unitariamente, al di là poi delle disquisizioni sul firmare subito o non firmare subito. Il problema per Arese è che dal punto di vista della reindustrializzazione abbiamo ottenuto poco. Ecco, grazie, vi restituisco la linea. Grazie Stefano Rigriva, continuiamo con le notizie economiche. Inflazione ferma a febbraio, secondo i dati raccolti nelle 9 città campione. Il tasso su base annua si è attestato a quota 4,2%. Dollaro e marco stabili sui mercati valutari italiani. La moneta americana viene scambiata a 1.675 lire, il marco è a quota 970 lire. Quanto a piazza affari, l'indice MIPTEL segna meno 1,17%. Il successo dell'operazione NATO in Bosnia, la combinazione tra l'ultimatum delle forze aeree e l'azione diplomatica potrebbe portare all'estensione di questa politica in altre zone del conflitto jugoslavo. Di questa opinione sono il nostro ministro degli esteri Andreatta e il collega russo Kozyrev, che questa mattina parteciperanno con i diplomatici canadesi, americani e europei al vertice di Bonn insieme ai rappresentanti ONU. Intanto a Sarajevo la tregua regge, la gente è tornata a camminare per strada senza il timore dei cecchini, ma il sentimento prevalente è la delusione. I musulmani si sentono traditi dall'Europa e giudicano parziale l'atteggiamento della NATO, che dicono non impedirà ai serbi di tenere ancora sotto assedio la città. Il processo per le tangenti sull'ospedale di Asti. Per la prima volta compariranno in qualità di imputati l'ex presidente del Consiglio Giovanni Goria e l'ex amministratore della DC Severino Citaristi. Entrambi sono accusati di corruzione. Intanto a Napoli va in scena il processo sul voto di scambio, atteso in aula l'ex vicesegretario socialista Di Donato. Le novità dalla redazione di Napoli. Dopo De Lorenzo, questa mattina tocca a Giulio Di Donato sedere sul banco degli imputati nel processo per il voto di scambio a Napoli. A differenza dell'ex ministro liberale, Di Donato, ex vicesegretario socialista, dovrebbe essere presente nell'aula bunker di Poggioreale e accusato dai giudici della procura circondariale di aver sollecitato assunzioni alla napoletana Gas in cambio di preferenze elettorali, ed è proprio questo mercato del voto che detta il via all'inchiesta dei giudici Menditto e Piscitelli, che ha anticipato di qualche mese la Tangentopoli napoletana. All'inizio c'era anche un altro indagato eccellente, il deputato DC Alfredo Vito, mister 100.000 preferenze. Vito poi si è dimesso da parlamentare, ha patteggiato la pena ed è uscito di scena. Per Di Donato si annunciano 2 giorni di fuoco. Oggi la prima udienza del processo, nel quale è accusato di corruzione elettorale. Domani la Camera tornerà a riunirsi per decidere se accogliere o meno la richiesta di arresto, la seconda avanzata dai giudici napoletani per la vicenda della privatizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, uno dei tanti scandali della Tangentopoli napoletana.
Pene detentive fino a 6 anni per 19 ex amministratori locali, tra i quali 3 ex sindaci condannati a Reggio Calabria nel processo per le tangenti pagate per la realizzazione di opere pubbliche. Inoltre i giudici hanno inflitto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a Giovanni Palamara, già primo cittadino, Vincenzo Logoteta, ex vice sindaco, Mario Battaglini, presidente del Coreco, e a Giuseppe Ginestra, magistrato della Corte dei Conti. L'incaricato è momentaneamente fuori stanza. Tradotto dal burocratese, l'impiegato è in sosta cappuccino, un rito negli uffici dei ministeri romani. Bene, la festa, comunica il ministro della funzione pubblica Sabino Cassese, è ora irrimediabilmente finita. L'incaricato nella stanza dovrà starci per le canoniche 7 ore previste dal contratto, bisogni fisiologici ovviamente a parte. In una circolare di 21 pagine il ministro spiega che costeranno carissime ai dipendenti statali pause caffè, visite non autorizzate ai colleghi, shopping al supermarket durante l'orario d'ufficio. Chi farà il furbo verrà penalizzato sulla busta paga e se un opponiamo è vittima di un malore, di un ritardo causato dai mezzi pubblici, sarà, in questo caso, in assenza giustificata, ma dovrà recuperare successivamente il tempo perduto. La falce della decurtazione stipendio non perderà un colpo. Cassese vuole gli uffici aperti e funzionanti sia al mattino che al pomeriggio, come in ogni paese civile. E dunque anche il nostro, volente o nolente, dovrà adeguarsi al trend europeo sull'orario dei negozi, aperti anche alla sera e magari durante le festività. Nessuno del resto, neppure tra i più incalliti caffeino dipendenti, è mai campato esclusivamente di cornetti. Bene, concludiamo qui. Prossimo appuntamento col TG1, 12:30. Noi ci vediamo domani, arrivederci.